È stato denominato Operazione Pitbull il blitz dei carabinieri di Cosenza contro il traffico degli stupefacenti nei comuni di Rossano, Cariati, Mondatoriccio, Caloveto e Campana. 22 le persone arrestate accusate a vario titolo di spaccio di droga, estorsione e detenzione di armi. Indagate altre 47 persone che gestivano lo spaccio nel Cosentino. La droga, secondo gli investigatori, veniva acquistata nel napoletano per poi essere venduta nell'intero Interland di Sibari. Gli agenti della squadra volante della questura di Reggio Calabria hanno sventato un furto all'interno della filiale del Banco di Napoli di via Barlam da Seminara, traendo in arresto un cittadino rumeno di 31 anni, Rusu Rosu Florim Catalin. L'assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali, Francesco Antonio Stilitani, ha presentato oggi alla stampa, nella sede dell'assessorato a Catanzaro, il bando Case Accessibili, che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. La dotazione finanziaria derivante dal PORFERS è di 5.220.000 euro. Sono stati presentati i primi 5 acquisti del Crotone targato 2011-2012. Si tratta di difensori Checucci e Mirante, del centrocampista Scuola Napoli Maiello, dell'esterno Gubinelli e del trequartista Pettinari. La conferenza stampa di presentazione è stata presieduta dal patron Gianni Verenna, dal presidente Salvatore Gualtieri e dal dirigente Raffaele Marino.